La situazione del traffico in autostrada è ritornata per quanto possibile alla normalità solo dopo le 10 di questa mattina, quando ultimati i lavori di ripristino da parte dei tecnici è stata riaperta su una sola corsia la carreggiata sud, mentre quella a nord è stata riaperta completamente. Non resta quasi più traccia del terribile schianto che ieri pomeriggio, pochi minuti prima delle 14, ha spezzato in due la riviera di Levante e la vita di due persone, entrambe residenti nel Savonese, l'autista del mezzo pesante che ha provocato l'incidente, Lorenzo Borgonovo di 49 anni, e un suo giovane aiutante di 24 anni, Tarsio Andrade, italiano di origini brasiliane, che si trovava a bordo dello stesso mezzo. La polizia stradale sta indagando per accertare la dinamica del sinistro. Secondo i primi accertamenti, l'uomo alla guida del camion con rimorchio avrebbe perso il controllo poco prima di imboccare la galleria Madonna della Neve e dopo aver sbandato ripetutamente è andato a sbattere con la motrice sul muro all'imbocco della galleria, mentre la parte retrostante del mezzo, girandosi, ha invaso l'altra carreggiata sfondando le barriere di protezione in cemento armato ed è andato a colpire una bisarca che stava procedendo in direzione opposta sulla corsia di sorpasso, perché in quel tratto era in atto un restringimento di carreggiata a causa di un cantiere. Fortunatamente il rimorchio del mezzo pesante ha centrato la parte retrostante della cabina di guida della bisarca, il cui conducente è rimasto praticamente illeso e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto dallo schianto. Le auto che stava trasportando la bisarca sono cadute distrutte sull'asfalto, ma a bordo non c'era nessuno. Sull'asfalto, invece, deceduti sul colpo sono stati trovati dai soccorritori i corpi delle due vittime. Le operazioni di rilievo dell'incidente e di rimozione del materiale dei mezzi distrutti sulla carreggiata sono durate molte ore, nel corso delle quali tutto il traffico autostradale bloccato in entrambe le direzioni si è riversato sulla viabilità urbana, mandando in tilt completamente il traffico. Lunghe code in A12 si sono registrate a partire da Rapallo e da Deiva Marina, mentre lungo tutta l'Aurelia si procedeva a passo d'uomo da Seste Levante a Zoagli, passando per Lavagna, Chiavari e i rispettivi entroterra. Solo dopo le 22 sulla A12 è stata riaperta a doppio senso la carreggiata nord e il traffico lentamente è stato riassorbito.